Io qui vi parlerò di Europa e di Italia, ma sapendo che sono due aspetti da vedere e su cui ragionare e lavorare insieme. Quella fine settimana i capi di Stato e di Governo e i ministri dell'economia hanno tracciato un quadrilatero. 4 punti, diciamo 2 di qua e 2 di là. I 2 punti di qua sono il nuovo diverso ruolo esercitato dalla Banca Centrale Europea. Inventata per fare la lotta all'inflazione, si è messa dentro la crisi, durante la crisi, perché c'è la crisi, a fare qualcosa in più, e cioè a difendere la nostra moneta contro la speculazione e contro gli attacchi che venivano dall'esterno. Secondo, abbiamo quella notte messo in piedi, inventato, e su questo è stato decisivo il ruolo dell'Italia, il fondo di garanzia di finanziamento anticrisi. Questi 2 punti sono la linea di difesa dal rischio esterno, la difesa che abbiamo messo in campo, contro la speculazione che viene da fuori e contro la cosa più pericolosa e più sottile ancora della speculazione, spesso trainata dalla speculazione, che è la sfiducia. Fate conto di essere uno che investe un fondo pensione di un altro paese, non europeo. Dovete scegliere dove mettere i soldi. Vi fidate ancora ciecamente del vecchio continente un po' stanco che ha vissuto di rendita, o magari pensate che merita più fiducia un continente, un popolo più giovane, più vitale, più aggressivo, più motivato, come eravamo noi 40 anni fa? Se non passa il messaggio della fiducia, tu non riesci a piazzare i tuoi valori sul mercato. Questi 2 punti sono la linea di difesa che ci abbiamo dal pericolo esterno, la banca e il fondo. Poi cominciamo a vedere l'aspetto più vicino alla gente, meno astratto, meno asettico, più, se volete, politico e economico. E sono gli altri 2 punti, e sono che politica si deve e può fare in Europa e come farla. Uno, noi abbiamo con la crisi visto venire fuori un dato che sapevamo, vivevamo, conoscevamo, ma che avevamo ancora in un qualche modo rimosso, messo un po' da parte. L'Europa è un continente che produce più debito che ricchezza e più deficit che prodotto interno lordo, e così non si può andare avanti. E per gestire un mondo, una realtà in cui devi smetterla di fare spesa pubblica in deficit, a debito, devi fare delle scelte, e la scelta che dobbiamo fare tutti è una scelta di responsabilità, e io credo dal lato nostro una scelta di scelte, che cosa continuare a spendere, che cosa difendere e che cosa invece considerare non utile e non più sostenibile. E io credo che noi dobbiamo sostenere lo Stato sociale, noi dobbiamo garantire la maggiore conquista del Novecento, che è lo Stato sociale, la sanità, le pensioni, l'assistenza, al massimo possibile, ma non credete a chi vi racconta balle, perché quando trovate il politico che va in giro e vi racconta balle, è un sistema per cui il politico firma l'assegno e poi è il cittadino che paga il conto. Bisogna essere seri, e la serietà significa sapere quali sono i mezzi che abbiamo ancora e scegliere che cosa fare, ma non pensare che sia possibile fare tutto o tutto come prima, perché delle scelte vanno fatte, e la politica è il dovere che ci abbiamo, quello di dire sì e no. Ma se trovate uno che vi dice sempre sì, state tranquilli che è uno che vi vuole solo fregare. E comunque questo punto è un punto molto importante, perché